Avvicinava delle persone per strada e spacciandosi per conoscente offriva in omaggio dei capi d'abbigliamento fingendo che fosse un regalo. In realtà l'uomo, 48 anni, residente a Bologna, era un truffatore con l'accusa di furto aggravato e truffa. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri di Castelfranco che gli contestano 3 episodi. Il primo episodio è accaduto a Mogliano Veneto, mentre gli altri 2 qua a Castelfranco Veneto, in centro. Avvicinava le vittime sulla pubblica via, presentandosi come un loro vecchio conoscente e proponendo in omaggio capi di abbigliamento che poi si riveleranno di scarsa fattura e quindi di irrisorio valore patrimoniale. Dopo aver offerto i capi, l'uomo è riuscito in un caso a farsi consegnare del denaro dalla vittima. In occasioni avvenute a Castelfranco Veneto, questo pregiudicato, mentre la vittima ha estratto il portafoglio, è riuscito ad asportare direttamente dal portafoglio stesso il denaro che le vittime custodivano. 1.200 euro in totale il bottino, ma il sospetto dei carabinieri è che l'uomo abbia messo a segno altri colpi nella marca, di qui l'appello. Qualora i telespettatori abbiano sentito o subito reati di natura analoga e comunque con modalità simili a quelle che abbiamo descritto, di rivolgersi immediatamente ai carabinieri e saremo ben felici di fornire l'aiuto e cercare di avere un quadro ancora più completo di quello che sono le responsabilità dell'indagato.